Acchiappa l'idea! Oggi è tempo di finire il presepe 2022. Bentornati amici ed amiche qua su questa seconda parte del video dove appunto provo a fare il presepe qua quest'anno. Bando alle ciance, la costruzione di questo è appunto nel video 1. Oggi è il 24 dicembre, sono già le 12:15, spero di finire entro le 19. Sono ancora un po' incerto sulla sistemazione qua davanti delle cose, ma ho deciso che intanto metto a posto le luci, quelle dell'alba, della notte e quelle cose lì, che sicuramente quelle hanno la priorità, devo metterle, montarle, eccetera. Poi dopo la capanna e come sistemo poi le cose nel fino ci penso in un secondo tempo. Quindi vado a prendere la centralina che avete già visto quando ho fatto l'unboxing, è il Freal Power della Frisa che mi ha fornito e la ringrazio, e tutte le luci che sono delle strisce LED arancioni, rossa, quella blu e quella bianca. Quindi adesso le vado a sistemare e poi provo a vedere come va, se funzionano bene. Ok, adesso accendo un paio di luci qua ambientali che... Ecco fatto. Allora, come avete visto ho installato le luci blu, quelle bianco calde, quella arancione e quella rossa, e le ho collegate e ho provato e funziona tutto il sistema. Adesso è l'1:05, quindi la Iole mi vuole a tavola, vado a mangiare e poi dopo pranzo vado avanti con l'installazione delle luci dentro alle casine. Ci vediamo fra una ventina di minuti. Poi subito. Riprendiamo a lavorare, sono le 2:10. Abbiamo ancora un po' di tempo, ma c'è un sacco di lavoro da fare. Ho appoggiato qui un proiettore per fare la luna, adesso non si vede molto perché ci sono tutte le luci accese. Adesso vado a installare le lucette dentro alle casine arabe laggiù. Questi sono i LED che adesso vado a installare dentro a quelle casine arabe lì, quelle di media dimensione, e sono luci della Frisa, appunto 8 LED a luce gialla. Poi sotto tutte le cose vado a mettere della carta da montagna, tanto ce n'ho parecchia e ci aiuta perché dopo se anche rimane un buchino magari fra sughero e muschio non si dovrebbe vedere niente di tutto quel bianco polistirolo e polistirene che c'è in giro, e quindi adesso vado un po' a tappezzare con i fogli grandi di carta da montagna. Qua in fondo ho fatto anche un pochino di bordino col cartone per tenere la luce del cielo distante un attimo dal cielo e fare il bordino. Qui adesso dovrei riuscire a riempire tutto con la segatura. Adesso provo.
finito di fare un po' la struttura principale della capanna, alla fine l'ho abbassato ulteriormente e ho attaccato una striscia di led gialli qua sotto al tetto e il tetto Così, va poi messo così. Così per la luce. Esatto, così che quella è sempre illuminata. Ok, adesso proseguiamo installando delle lucette, in particolare questa andrà dentro là dal fuoco e queste due qui andranno, una qui e quell'altra, adesso vedo dove metterla, anche in base a quante ne ho, poi la mettere dentro quelle casette lì. A convincerci come sta venendo, adesso andiamo a mettere qui la sabbia dei gatti, la lettiera dei gatti che fa tipo sassolini, con il quale facciamo tutto il piancito della città e poi un pochino lo faremo con il muschio. Per finire di mettere la sabbietta devo mettere il telo qua. Intanto adesso andiamo a mettere il telo nel bordo sotto e poi dopo finiremo di mettere i muschi e poi ci sono ancora tutte le statuine e bisogna finire di sistemare delle casette perché non mi convincono del tutto. Sono le 6:20, adesso è epoca di mettere il muschio. Allora, con il muschio andiamo a chiudere tutte le fessure un po' sparpagliate, tranne che nell'area del deserto, dove in realtà di fessure non ce ne sono. Però da metà presepe in giù si mette muschio ovunque in tutte le fessure. Sono le 7:10, anche per oggi è tempo di smettere di lavorare. Sono piuttosto soddisfatto del risultato fino adesso ottenuto. Non siamo riusciti a finire in tempo per la mezzanotte, ma pazienza. Mancano i banchetti qua davanti, manca l'effetto fumo lì dietro, manca un po' di tendaggi in queste case che lo volevo mettere. Le proporzioni non sono perfette, però mi sembra tutto sommato che la cosa funzioni. Ho messo anche gli amici elefanti laggiù, ho messo il nuovo gufo, il nuovo scoiattolo, l'amico cinghiale e cos'è l'altra bestia? Ah, c'è il lupo lì dietro. Non interrompo il video, ci attaccherò anche quello che faccio domani mattina e poi magari lo pubblico il giorno di Santo Stefano, giù di lì. E basta, però adesso mettiamo un po' a posto e conveniamo. Bene, rieccomi, oggi è la mattina di Natale, sono circa le 9, ho un paio d'ore qua per finire tutto l'ambaraban. Andrò a finire qua queste case, finire di sistemare le statuine, i banchetti e poi per ultimo qua devo installare poi i teli. Devo sistemare anche il modulo del fumo e qua voglio cambiare questa luce perché è troppo intensa e metterne una di un lampioncino che ho fatto io e che quindi secondo me ci sta bene. Ok, ho sistemato tutte le varie cose, ho aggiunto qualche statuina, i banchetti qua davanti, i due maiali, ho nascosto le basette delle statuine, il fumo funziona, adesso dopo magari faccio una ripresa specifica. Al momento sono accese tutte le luci della stanza, quindi l'effetto giorno-notte ovviamente non è quello desiderato, al momento saremo nella notte, quindi se spengo vedete che è tutto modello notte. Adesso devo poi schermare quella finestra che ce l'ha. Ecco fatto, ho tirato giù la tapparella. Direi che l'effetto mi piace molto.
Adesso riaccendo la luce e velocissimamente monto i teli. Ok, mi sono accorto che ho avuto un inconveniente qua col modulo fumo perché lui fa condensa e fa condensa. Questo comignolo io l'ho fatto in cartone, mi si è tutto un po' bagnato e poi mi è crashato per terra lui e quindi stava iniziando a svuotarsi sul presepe. Con l'acqua si fa sempre dei paciughi. Al momento sono le 11:30, quindi io devo andare, devo sistemare qua, chiudere eccetera. Allora farò così: al momento il modulo fumo, che funziona bene in realtà, devo solo studiare come mettere a posto sta casetta qua per farla andare a modo. Detto ciò, quindi amico modulo fumo, al momento lo spengo. Ok, adesso accendo le luci e faccio un commento. Poi dopo faccio le riprese e vi faccio vedere come è venuto. Eccomi, sono piuttosto soddisfatto del risultato. Devo finire di sistemare solo qui il camino. I teli mi convincono abbastanza come sono venuti, come nel complesso il presepe. Questa parte qui davanti mi è andata bene, ho inserito anche qua una striscia di luci. Queste qui sono bianco fredde, potevo mettere bianco calde se le avessi avute, perché essendo un pochino più avanti rispetto qui alla copertura, le luci bianche non illuminano bene, neanche le luci blu, ma quelle pazienza, le luci bianche sono quelle del giorno e quindi questa zona sarebbe rimasta un po' buia, ma ho risolto con le luci qua sotto. Oggi 3 ore, il primo giorno 3 ore, il secondo giorno 6, totale 12 ore. In 12 ore abbiamo montato questo. Sono piuttosto soddisfatto. E voi cosa ne pensate?